Presidente, è una nuova donazione, lavo ancora in prima linea nell'aiutare gli ammalati e le strutture sanitarie. Beh, veramente non è che vogliamo essere in prima linea, più che altro vogliamo fare, oltre a fare il servizio di volontariato nell'ospedale, con 70 volontari tra Jesolo e San Donà, desideriamo fare anche dei progetti, avere dei progetti per stare vicino agli ammalati, in particolare quelli che non hanno nessuno. Quindi abbiamo pensato, come abbiamo già fatto precedentemente a Jesolo, abbiamo pensato che mancava le televisioni nel reparto di medicina donne e uomini qui anche a San Donà. Quindi appunto con le persone di buona volontà che hanno contribuito a far sì che arrivare a questo progetto, siamo riusciti anche qua e sicuramente arriveremo anche a altri progetti. Ecco, quanti ne avete consegnati, donati e dove sono stati messi? Allora, sono stati acquistati 29 televisori, 28 sono qui nel reparto medicina donne e uomini e uno al pronto soccorso. Direttore Generale, il mondo del volontariato ancora una volta tende una mano alla sanità pubblica, che ha bisogno di questo, no? Sì, la collaborazione con le associazioni di volontariato è molto forte nel nostro territorio. L'associazione dei volontari ospedalieri è una grande associazione, ci sta dando veramente una mano, porta avanti grandi progettualità. Oggi con questi televisori dotiamo le camere della medicina e uomini e donne, il pronto soccorso, di questi importanti strumenti che servono ai nostri utenti per passare le ore.